Ci siamo, ci siamo. Va bene? No, no. Io mi metto di qua, che è meglio. È acceso? È acceso. Oh mamma, è acceso. Vuol dire che sta per succedere. Sì. Buonasera, grazie. Mi sono preparata il discorso circa 20 volte e so che non andrà bene lo stesso. Dimenticalo subito. L'ho già dimenticato, Sindaco. Grazie di aver scelto di essere qui questa sera. Non vi dico quanto sia importante per noi, ma non vi dirò nemmeno quanto sarà importante per voi. Questa sera si racconterà un pezzo piuttosto importante della storia della città di Cornigliano e credetemi che è stata una ricerca molto molto accurata, molto lunga. E oggi ci siamo messi il vestito migliore, abbiamo scelto un colore a caso. Vi assicuro che non ci siamo sentiti. Facciamo pandan con il sipario, a momenti si vede la testa e basta. Questa sera, in veste ufficiale, mi presento, sono Paola Pizzolon e oggi appunto in veste ufficiale come presidente regionale della UILT, Unione Italiana Libero Teatro, e come referente del progetto Donne UILT del Veneto. Non ho fatto niente e qui è andata liscia, ho studiato. A darvi il benvenuto, naturalmente, il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Beh, buonasera a tutti. Io intanto farei veramente un applauso più forte a Paola perché quello che ha fatto lei è qualcosa di straordinario, un progetto che sembrava una cima difficile da scalare, ma alla fine ci siete arrivati. Ci siete arrivati mettendo insieme compagnie diverse e già qui, per come funziona il mondo oggi, è un qualcosa di incredibile, ma soprattutto siete riusciti a ricostruire una storia che è una storia sconosciuta anche a molti coneglianesi. Quando diciamo andiamo al Dina Orsi, cioè sembra che andiamo a un teatro così, e poi invece quando si studia a fondo poi so la fatica che hai fatto nel reperire la documentazione, perché non tutta la documentazione era facile da reperire. Diciamo che sei riuscito a fare un collage straordinario che questa sera vedremo riadattato grazie al tuo ingegno e a quello di tutti coloro che hanno collaborato con te. Saluto e ringrazio anche la famiglia Orsi, grazie veramente della vostra presenza qui. È una presenza importante, la forma è sostanza, in questi casi grazie davvero perché siete anche l'orgoglio di una città e di una terra, la nostra, dove ci sono stati grandi uomini ma anche grandissime donne e spesso lo si dimentica. Oggi parliamo dell'emancipazione femminile, giustamente la parità dei sessi, ma bisogna anche ricordare tante donne che hanno fatto la differenza in un momento in cui era ancora più difficile farla. Per cui questa storia ripercorre la storia importante della grande tradizione di solidarietà nel sociale del nostro territorio e anche una storia che si intreccia fortemente con la presenza della nostra famiglia Conegliano per la spinta che lei ha dato alla realizzazione di questa struttura. Però penso che ne parlerete in maniera approfondita questa sera durante lo spettacolo. Io non aggiungo altro, vi dico veramente grazie. Grazie perché penso che questo sia un tassello importante che mancava. Per cui non solo avete fatto un grandissimo lavoro, ma avete anche colmato una piccola mancanza e un qualcosa che si doveva alla figura di Diana Orsi e che oggi la città di Conegliano, grazie a voi, si riappropria pienamente di questa figura. Per cui grazie a te per quello che hai fatto, grazie a tutti coloro che hanno collaborato con te, grazie ai mesi di studio e grazie alle tante prove che avete fatto. Adesso noi non resta che sederci in maniera serena e tranquilla e goderci lo spettacolo di una serata che rimarrà nella storia della nostra città. Grazie e buona serata a tutti. Io speravo di non rimanere da sola, Sindaco. Ecco, grazie. Ci si sente meglio, davvero. Tengo io? No. Aspetta che faccio fatica anche a leggere, però non lo direi a nessuno. No, ci mancherebbe. Ho già fatto una brutta figura alla scorsa serata di teatro dove l'assessore al turismo mi teneva il microfono così ed è stato registrato, non è stata una bella scena. No,
per niente. No, devo sudare fino alla fine. Grazie dell'offerta. E volevo approfittare di questo momento di relax per chiedervi di silenziare i telefoni, per favore. Questa sera non è vietato fare foto, anzi, fatene tante, quindi noi saremo contenti se scattate, però togliete la suoneria. Grazie mille. Apparentemente iniziamo dalla fine, ringraziando. In realtà noi ringraziamo per coloro che hanno creduto in un'idea. Molte volte si usa in maniera impropria il prodotto finito su uno spettacolo teatrale, non è mai bello abbinare questa frase a un lavoro enorme. Io ringrazio Sindaco per i meriti che mi ha dato, ma in realtà la ricerca non l'ho fatta io. È solo una breve correzione perché altrimenti dietro mi uccidono. Ringrazio ancora la famiglia Orsi presente in sala, a Guido e a Maria Federica per aver accettato con entusiasmo la nostra proposta. Grazie davvero. Un'altra cosa, ringrazio ancora il patrocinio del Comune di Conegliano per l'utilizzo delle sale, ma anche per la visibilità e il supporto che hanno dato in tutti questi mesi. Credetemi che sono stati davvero eccellenti. Tutto quello che abbiamo chiesto è stato concesso, quindi io vi ringrazio davvero tanto perché il patrocinio non è uno stemma in alto alle nostre belle locandine. Ci sono persone dietro e io vi ringrazio ancora perché ogni volta che ho chiesto mi è stato concesso, quindi ancora davvero grazie. Stessa cosa per quanto riguarda la provincia di Treviso e la regione Veneto. Molte volte, ripeto, ci sono quelle belle figurine in alto che pochi spiegano. Queste immagini danno veramente la fiducia che la regione, la provincia e in questo caso anche il comune danno a un progetto culturale di un certo rilievo. Quindi pensate cosa è stato per noi ricevere l'ok. Quando è arrivata la mail abbiamo esultato tutti. Andiamo avanti con i ringraziamenti. Il contributo di persone sempre, persone di azienda, persone che hanno supportato fin dai primi passi. Quindi ringrazio ancora Bignu Elettrosicurezza, AWOM, Dema Pubblicità, Veneto Globe che mi sta riprendendo, mamma mia, spero che tu tagli tutto quello che non va. Settimanale L'Azione che ci ha seguiti attraverso appunto la fondazione Dina Orsi dai primissimi passi con le primissime e poche purtroppo notizie che c'erano di Dina Orsi allora. Ultimo ma non ultimi, Manuela Rasotto e Roberto Rizzotto per le fotografie di questa sera, quindi io vi ringrazio infinitamente, da schio con furore, sono arrivati per scattare le fotografie. Uno, anzi più ringraziamenti anche a Gianluca Zaia per le fotografie che purtroppo non avete visto all'ingresso ma che vedrete uscendo, perché purtroppo c'è stato un problema tecnico. Lui ci ha fornito delle fotografie che sono state pubblicate in un libro per il 50° anniversario della nostra famiglia, un libro intitolato I volti e le idee della nostra storia. Sono delle fotografie molto belle e vedrete che c'è una fotografia che peraltro è già stata pubblicata su un giornale locale di una bellissima Dina Orsi con una capigliatura bianca molto curata e un bambino in braccio. Quel bambino in braccio è Guido Orsi, che è qui con noi. E quindi è una foto tenerissima che noi abbiamo voluto condividere con tutti, perché oggi non ci sembra vero avervi tutti qui. Vittorio Celotti e Arcangelo Piai, non poteva mancare la collaborazione con Arcangelo per anche in questo caso altre fotografie che però riprendono spazi della città di Conegliano e momenti di vita quotidiana. Vi prometto che le vedrete, quando uscirete fermatevi 5 minuti in più, troveremo il modo di mostrarvele perché è un lavoro eccellente. Parliamo di fotografie degli anni 40, quindi una Conegliano molto diversa da quella che viviamo oggi. Ci avviamo verso la fine, prometto. Qui facciamo un po' di autocelebrazione. Io devo ringraziare la WILT, Unione Italiana Libero Teatro, perché grazie alla WILT noi facciamo quello che facciamo oggi, lo anticipava il sindaco, e Conegliano è
è un fiore all'occhiello per quello che riguarda le collaborazioni tra compagnie. L'abbiamo visto il 22 per la Festa Mondiale del Teatro e lo rivediamo anche oggi perché le compagnie, sono 4 compagnie che si sono riunite per poter portare in scena questo spettacolo, hanno fatto ricerca, si sono trovati, come ha detto il sindaco, hanno fatto tante prove, Conegliano è stata la sede di tutte le prove fatte. Wilt porta avanti da diversi anni dei progetti, progetto giovani, teatro educativo, terapeutico e di ricerca. Il progetto che ha visto maggior visibilità in questi ultimi anni è stato il progetto Donne ed è il progetto Donne che ci porta qui oggi. È un progetto che da 2 anni il Veneto porta avanti per mettere in luce le donne del territorio, per raccontare vite di donne veramente esistite e mai raccontate, come nel caso di questa sera. Dunque il tutto nasce da una domanda. Chi era Dina Orsi? Il sindaco mi ha anticipato qualcosa. È un luogo. Per tutti noi, fino ad oggi, il Dina Orsi è stato un luogo, non una persona. Poi arriva la seconda domanda, di una serie infinita di domande. Perché gli è stato intitolato un auditorium? Chi meglio di Sergio Dugone a raccontarlo, dal momento che anche lui ha collaborato all'intitolazione di questo auditorium. Prego, Sergio Dugone. Buonasera a tutti. Io sono stato, spero degnamente, consigliere comunale e assessore di questa comunità dal 1980 al 1995. Assessore alle politiche giovanili dall'85 al 95 e poi anche alla cultura in anni bollenti. Abbiamo avviato in maniera innovativa le politiche con i giovani, non per i giovani. Guardavo prima i capelli bianchi di Gianni Della Libera e leggevo che 3 delle 4 compagnie che hanno concorso al risultato di questa sera hanno le loro radici dentro l'esperienza del laboratorio teatrale del progetto Giovani di Conegliano. E se questo palco arriva così in avanti rispetto alla platea è perché Franco Santin, guardando la sala conferenze progettata, mi diceva: guarda che là non recitano mica, al massimo puoi fare qualche concerto rock, no? E si fece una battaglia in giunta per togliere 3 file di sedie e allungare il palco in avanti per consentire a questo palco di ospitare le compagnie teatrali dei ragazzi della città. Perché Dina Orsi? Per me voleva dire incrociare una figura che avevo visto a 17 anni durante la Sacra Missione Cittadina a Conegliano, una donna imponente, ma una donna che aveva una determinazione straordinaria. Un caterpillar, capace di superare gli ostacoli con una forza e con un ideale dentro che lasciava per certi aspetti intimoriti. Guardava lontano, aveva vision, aveva soprattutto radici profonde, valoriali, etiche, anche di fede. Ho scoperto molti anni dopo, per caso, passando davanti alla cappella di famiglia del cimitero, mi sono fermato perché sapevo che era sepolta lì, c'è un'unica scritta sotto il suo nome, la data di nascita e la data di morte, terziaria francescana, riunisce tutto. Perché Dina Orsi? Dina Orsi per me, quando ho portato in giunta la proposta di intitolargli il centro sociale, non l'auditorium, perché oggi noi facciamo riferimento all'auditorium, ma qui dentro, mi consentite una breve parentesi, questo è stato l'ultimo manufatto, il centro direzionale davanti con tutti gli uffici sopra e questa struttura dopo, l'ultimo manufatto di quello che è stato il grande sviluppo urbanistico di Parè. Parallelo e successivo per certi aspetti all'altro intervento grande che ha coinvolto parte del centro della città, quello sull'ex Piazza d'Armi con l'amministrazione Salvador che ottenne dal demanio militare la caserma Vittorio Emanuele III. Quest'area si sviluppa a partire dalla Ferrera, a partire dagli anni 70 e si completa negli anni 90, quindi ha attraversato le amministrazioni Giubilato e Silvestrin. Questa struttura nasce come
incontro pubblico-privato, si realizzava la parte direzionale e commerciale davanti a carico del privato, il quale costruiva per l'amministrazione comunale questa struttura che doveva nel progetto originale ospitare una sala conferenze e sopra gli spazi del centro giovani, perché l'Informa Giovani era già stato inaugurato nell'ex poste di Piazza San Martino, che oggi è trasferito nella zona di Piazzale Zoppas. E si fecero alcune battaglie sulle soluzioni fatte qui dentro. Ma perché Dina Orsi? Perché era una presenza femminile importante. Dicevo, incontrandomi con Caterina, apparteneva a quello straordinario humus di donne cattoliche che era impersonato in provincia di Treviso da figure come Tina Anselmi, Maria Pia del Canton, Francesca Meneghin a Vittorio Veneto, Teresa Fabbri a Pieve Soligo e potrei citarne un'infinità di altre. Donne che non hanno aspettato il 68 per mettersi a rimboccarsi le maniche e a celebrare una nuova dignità della donna nella storia del nostro Paese. Avevano già cominciato molti anni prima a rivendicare i diritti delle donne, la parità delle donne, a proporre norme e leggi per le donne. Io ricordo sempre, avendo un po' di memoria su queste cose, il primo disegno di legge unitario di riforma delle politiche sociali in Italia è firmato Maria Pia del Canton 1954. Sapete quando questo Paese ha fatto la riforma delle politiche sociali in Italia? Con la legge 328 del 2000. Quindi assolutamente capaci di visione e di vedere lontano. Poi caratterizzate soprattutto da Dina Orsi da una straordinaria capacità di farsi piccola con i piccoli. È un esempio straordinario il suo intercettare il bisogno delle famiglie disabili di questo territorio che andava a San Vito al Tagliamento dove già c'era la nostra famiglia e di dire dobbiamo superare l'approccio assistenzialistico, dobbiamo arrivare a un approccio di diagnosi, cura, riabilitazione con i bambini ed è nata la nostra famiglia, primo di 8 centri del Veneto, una realtà che oggi dà numeri a livello territoriale. Pensate che l'impact factor della ricerca scientifica della nostra famiglia è molto simile a quello dello IOV di Padova, per dirvi che abbiamo un piccolo gioiello in casa che è nato dentro questa intuizione della Dina Orsi. Ecco perché Dina Orsi. Dina Orsi perché doveva in qualche modo rappresentare un momento di forza e di unità di intenti con le generazioni dei ragazzi che erano coinvolte nel progetto Giovani. Io ho letto in questi giorni che l'amministrazione comunale ha portato a casa oltre 3 milioni di contributi dal Ministero delle Politiche Sociali per investire sui ragazzi tra i 14 e i 21, 22, 23 anni. È un grosso successo, sindaco, però mi viene da pensare, ma non per farmene vanto, che non ci sarebbe stato questo finanziamento ministeriale che ha premiato solo 3 o 4 progetti in Veneto, 60 progetti in Italia su 180 presentati, se non ci fosse stata in questa città una storia di lavoro territoriale radicato che ha premiato la presenza e la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Pensate che diversi assessori e molti sindaci di questo territorio provengono dalle esperienze dei progetti giovani del territorio, quindi una ricchezza straordinaria. Ecco, Dina era questo, era l'entusiasmo per ciò che coinvolgeva, per ciò che generava partecipazione, per ciò che generava novità, era la capacità di essere in qualche modo profetica, facendo innamorare la gente delle sue idee. Il disegno grande della nostra famiglia, lei non l'ha vissuto nel momento dell'inaugurazione, è avvenuta nel 68 perché è morta l'anno prima, però l'aveva già vissuto come partecipazione popolare quando, alla fine della missione cittadina nel 1966, Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, davanti a 10.000 persone raccolte in Piazza Cima e nelle adiacenze per la celebrazione finale, ha raccolto nelle sue mani le offerte delle parrocchie del territorio per contribuire alla realizzazione di quell'opera. Quell'opera ci appartiene, è nostra. Ecco il senso di che cosa voleva dire Dina Orsi quando si rimboccava le maniche e pur tenendo dentro tutte le domande prive di risposta o alimentando la ricerca sulle risposte possibili, guardava avanti, guardava lontano, aveva determinazione, sapeva trovare gli strumenti, sapeva soprattutto organizzare i fini e raggiungerli. Grande donna, grande eredità per tutti noi. Grazie. Voi avete capito cosa ha fatto Dina?
Ci ha fatto incontrare persone davvero straordinarie. Io Sergio non l'avevo mai incontrato prima e credetemi che ascoltarlo mentre racconta della sua città è ricchezza pura. Bene, adesso il pubblico non è venuto a vedere noi che ce lo raccontiamo. Insieme, Teatro delle Ortiche di Padova, Associazione Culturale Casello 24 di San Vendemiano, Compagnie Teatrali Colonna Infame e Castello Errante di Conegliano, insieme, o tutto o niente, le vite di Dina Orsi. Buona serata. Signore e signori, madame, monsieur, bambini di tutte le età, benvenuti. Benvenuti a questa serata sorprendente, inimmaginabile, unica. Ma non aspettatevi di vedere elefanti, giocolieri, serpenti o numeri da circo che potreste trovare altrove. No, no, no. Stasera vi porteremo in un altro tipo di spettacolo. Un viaggio sorprendente ed unico. Uno spettacolo che vi farà ridere, pensare, emozionare. Qui, sotto questo tendone immaginario dove il teatro incontra la magia del circo, vi porteremo in un viaggio alla scoperta di un nome che forse avrete sentito nominare, forse no, ma che vi assicuro vale la pena conoscere. Dina Orsi. E perché sì, un giorno mi sono detta, ho deciso, faccio uno spettacolo su Dina Orsi. Perché? Perché no? Ma soprattutto, chi era Dina Orsi? Ve lo siete mai chiesti? No? Male, signore e signori, bisogna essere vulcanici, curiosi, bisogna porsi tante domande. Sapete dove siamo? Questo è l'auditorium dedicato a Dina Orsi. Qui fanno spettacoli teatrali, spettacoli di danza, concerti musicali. Bellissimo, vero? Ma un giorno qualcuno mi ha detto: chi era questa Dina Orsi? Perché una cittadina come Conegliano, che ha già il Teatro Accademia, ha sentito la necessità di dedicare un auditorium ad una donna di cui pochi conoscono l'esistenza? E allora scopriamolo insieme, ma non aspettatevi di vedere una di quelle biografie noiose. No, 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 signore e signori, noi siamo un circo e in un circo si ride, si piange, si vola in alto e si cade in basso, ma soprattutto si gioca. E allora che entrino i miei straordinari, incredibili, magnifici collaboratori. Io ero scettica, molto scettica. Dovevo fare il salto della morte, quello in alto, nel vuoto, col trapezio. Insomma, quello lì. Mi avvicino alla scala, devo salirla, gradino dopo gradino. Dina Orsi. Dina Orsi. Dina Orsi. E poi mi lancio nel vuoto e mentre sono in volo un pensiero. Ma noi non abbiamo materiale su di lei. Io l'ho vista cadere e mi sono chiesto: chi è questa Dina Orsi?
che Dina Dallanese è stata la sua figlioccia, è stata con lei fino al suo ultimo respiro. Ah, beh, allora saprà tutto su questa Dina Orsi, no? Sì, tipo quando è nata e quando è morta. Beh, è nata il 2 marzo del 1907. Pesci come me! Ed è morta nel 1967. Ma insomma, cosa siamo? Una classe di storia. Siamo a teatro. Dobbiamo mostrare e non declamare. E infatti noi stiamo mostrando tutti i nostri dubbi iniziali. Ed erano tanti. Tantissimi. Sì. Infatti ci siamo chiesti, ma noi che cosa sappiamo di questa donna? Il discorso fatto per la sua morte e agli anniversari per la celebrazione della sua morte. Sappiamo dei nipoti, che aveva dei nipoti, sì. E che giocava a tennis. E poi andava anche a cavallo, E andava ai concerti di musica lirica. E conosceva benissimo il latino e il braille. E poi sappiamo anche di una casa e di un istituto. Sì, la nostra famiglia. Sì, era di buona famiglia. No, dico l'istituto, la nostra famiglia. Sì, ma era anche di buona famiglia. Ma certo, era di famiglia benestante. Sua mamma, Camilla, conosceva 2 lingue, il tedesco e il francese. E poi suo nonno Domenico Concini è stato il primo sindaco di Conegliano dopo l'unità d'Italia. E suo padre, Guido, era generale. E poi Dina aveva le scarpe sporche di terra. Dina aveva sempre le scarpe sporche di terra. Beh, allora abbiamo tutto. Io dico, possiamo cominciare, no? No, dico io, per raccontare una storia bisogna seguire un binario, avere un'idea, una grande idea. E Sì. allora arriva lei e urla. Qui comando io e qui decido io. Per cui decido che il binario ci sono. Siamo noi, il circo. Noi? E poi io, mi scusi capo, ma sì, insomma, e cosa c'entra Dina Orsi con il circo? Tutto. Tutto cosa? Dovete sapere che tanti anni fa veniva spesso a Conegliano il famoso circo Schneider con i suoi 100 leoni. Tra il pubblico c'era una bambina, gli occhi sgranati, il fiato sospeso. Guardava il circo come se fosse una magia. Le piaceva il circo? Lo adorava, lo guardava con lo stupore che solo i bambini sanno avere. Eh sì, perché lei non vedeva solo numeri e acrobazie. Seppur una bambina, lei vedeva oltre. Lei vedeva possibilità. Le piaceva giocare? Tanto, anche perché il gioco è l'inizio di tutto. Ho capito, raccontare Dina attraverso il gioco. Esatto. Adoro il gioco. Anche Dina lo adorava. Dovete sapere che Dina era un enigma. C'era la Dina, aveva più facce, come un trasformista che cambia aspetto in un battito di ciglia. Mi scusi, aveva più facce? Sì, c'era la Dina che tutti conoscevano e la Dina che lei teneva nascosta. Tipo un'altra Dina? Esatto. E quindi ci saranno 2 Dine? No, Mi scusi capo, ma lei ha detto che dentro Dina, sì, insomma, 2 facce, c'era come una era una metafora. Ah, una metafora! Non ho capito. Ma quindi noi possiamo raccontarla? Possiamo raccontare le situazioni, possiamo raccontare le storie, ma non possiamo raccontare le persone. E dunque non possiamo raccontarla. Sì che possiamo. Ma ha appena detto che... Possiamo immaginare. Eh sì, possiamo immaginare. Possiamo immaginare quello che i suoi occhi vedevano. Possiamo immaginare quello che la sua mente pensava. Possiamo immaginare quello che la sua anima provava, servendoci di quel poco che la signorina Dina Orsi ci ha concesso
Perché no, non si possono raccontare le persone, ma possiamo raccontare il loro mondo. E ricordate che Dina aveva sempre le scarpe sporche di terra. Quanto è bella la mia casa, tutta bianca e illuminata da tante finestre che si aprono su tutti i quattro lati. Tutte intorno c'è il mio bel giardino, verde e profumato. Lungo il perimetro ci sono tante piante di ortensia e da giugno a settembre uno spettacolo di colori, rosa, lilla, blu e viola. Abeti e lauri fanno come un cappello sopra e il mio giardino è una terra magica. Lungo l'inferriata ci sono canne di bambù che non so da dove arrivano e 4 alberi secolari segnano i 4 punti cardinali: nord, sud, est ed ovest. Sono degli alberi talmente grandi che io e mio fratello Carlo Alberto ci tuffiamo sempre in una sfida: abbracciarli, uno da un lato e una dall'altro, fino a toccarci le mani. Allunghiamo le braccia, le facciamo lunghe, 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 finché le nostre dita non si toccano. Dina, vai a scuola, è tardi! Quanto è bella la mia casa! Ha 3 piani e 100 stanze, tutte belle e piene di ricordi. In una stanza c'è un pianoforte nero con dei ghirigori dorati. I tasti, bianchi e candidi, sono riparati dalla polvere da una traversa di velluto rosso. Io e mio fratello Carlo Alberto ci giochiamo liberi
e padroni. C'è però una stanza dove Carlo Alberto non può entrare, la mia stanza segreta. Dina, è tardi, vai a scuola! La mia stanza segreta. A dire il vero neanche io ci potrei entrare. Ma appena la mamma non se ne accorge, mi ci intrufolo di nascosto. All'ultimo piano, dietro una porticina vecchia e scricchiolante, c'è una scala. Ripida e rumorosa quando ci appoggio i piedi sopra. Stretta e paurosa, tanto che è buia. In cima a quella scala, attraverso un'altra porticina vecchia e scricchiolante, si entra nel mio paradiso. Una piccola saletta con 8 finestre, 2 per ogni lato, 8 occhi che si affacciano su Conegliano. Le finestre si aprono come i punti cardinali di una bussola e da lì vedo tutto. A sud c'è il Piave, con i suoi paesini. A nord-est Vittorio Veneto. E a nord-ovest le colline di Conegliano, quasi a toccarle. Quanto sono belle le colline di Conegliano. Talmente belle che la mamma mi ha raccontato che un artista del 1500, Giovanni Battista Cima, le ha usate per fare da sfondo ai suoi dipinti. Facevano da sfondo a Madonne, angeli e santi. Grazie alle sue opere, le colline di Conegliano sono arrivate fino al Louvre, in Francia. E lì, di fronte a me, a nord, il castello di Conegliano. La strada per arrivarci è dissestata, ma la torre è lì, solida come una sentinella. La torre del castello è la mia, è come se fossero sorelle. Una austera, importante, antica. La mia più piccola, ma più curiosa. Se le 2 sorelle potessero parlarsi, si racconterebbero tutte le storie di Conegliano. Dina, esci di casa e vai a scuola! Bambini! In classe! In classe! Guarda, deve essere nuova. Ma non è troppo grande per questa classe? Sì, è gigantesca. E guarda com'è vestita, una camicia bianca di lino. Mia mamma dice che quei ricami li sanno fare solo le suore. Gliel'avrà scelta la sua mamma, quella camicia è proprio bella. Ha i polsini di pizzo di San Gallo. E perché? Perché non ha le trecce come tutte le altre bambine? Sarà di buona famiglia. Ma avete visto le scarpe? Tutte sporche di terra. Seduti! Bambini, seduti! E dunque tu? Sei Dina. Sei proprio grande. Si vede che assomigli tutta al tuo papà. Sei una ragazzotta. Davanti a te gli altri bambini spariscono. Mi sa proprio che in primo banco non ci puoi stare, mi tocca metterti dietro. E speriamo che tu anche da dietro sia attenta, perché mi sembri piuttosto vivace. Ed ora, cari bambini, ringraziamo
ringraziamo la Madonna per questo nostro primo giorno di scuola e invochiamo l'aiuto del nostro Santo Angelo Custode. Non so perché, ma non si va più a scuola. Dicono che adesso è occupata dai soldati. Le strade sono piene di rumori nuovi e i grandi sono tutti tanto preoccupati. Una volta a settimana la maestra Maria Pia viene a casa mia, con Grazia, Elena, Giulia, Ninetta e Ines. Di tutte le altre bambine non so più nulla. Papa Guido è via da tantissimo tempo e mamma Nilla si dà un gran da fare con le cucine economiche. Dice che noi siamo fortunati, ma a Conegliano un sacco di gente ha tanta fame. La luce si accende solo dopo che sono state chiuse le imposte. Non si va più a messa la domenica. E non suonano più le campane. Qualcuno ha detto che sono state fuse per fare un altro suono. La scuola dove andava adesso è occupata da altri soldati, i Crucchi. Fuori è tutta una disgrazia. Macelli, sassi, calcinacci e fuoco ovunque. La notte di San Martino ha preso fuoco la casa di Giulia in via Cavour. C'è mancato poco che prendesse fuoco anche la chiesa di San Rocco. Quanti bambini, orfani di guerra, orfani dei soldati morti al fronte, orfani dei genitori morti sotto i bombardamenti, I pidocchi. e quelli, i figli della guerra, i figli concepiti nella violenza e i figli concepiti per fame. Mucchi di ossa sconclusionate, coperti di carne sporcizia. Hanno le croste. Caccadina! Le gambe troppo storte, Sono gatti rognosi. le caviglie come grappoli d'uva. Sono orfani di Dio mio! Pidocchi, Dina! Dei crocifissi! Pidocchi! Orfani di guerra! Orfani della guerra! Orfani di guerra! Orfani della guerra! Orfani di guerra! Esse ti prendono. Scappa, Dina! Sono gatti sporchi! Grossi!
fuori venghino! Più gente arriva, più animali si vedono. Siamo ritornati con 2 malattie. Il rachitismo e la pellagra. La pellagra, il mal della rosa. Oh, che nome romantico! Non direi, è la malattia delle 3 D. Diarrea, Troppa polenta. dermatite, Troppa polenta. demenza. Decisamente troppo polenta! Sì, avvicinatevi. Avanti. Qui, su questo palco, potete vedere un gran numero di rachitici, ovvero gli ammalati per la fame. E a loro niente polenta. E di quelli che sembrano dei lebrosi? Sanatorio, E dei frenastennici dementi? manicomio. Ma il nostro circo sa come risolvere questa situazione. Qui, su questo palco, potrete vedere esibirsi la grande istituzione del campo solare all'ex convento di San Francesco. Minestra calda per tutti, sole caldo, giorno e notte, 24 ore su 24. Tranne che per i frenastenici, perché per quelli non c'è niente da fare. Allora, chi si vuole fare avanti? Tu, avanti, avvicinati. Su, avanti, non siate timidi, non mordono mica. E non mordono mica. Avanti, dai, dovete guardarli bene. Dovete guardarli bene. Dovete sporcarvi le mani. Non mordono mica. Bene. Sporcarvi. Dovete Tu, guardarli e anche tu, bene. e tu, 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 avanti, qui sul palco. Avanti, non abbiate paura. Dovete guardarli bene, dovete sporcarvi le mani. Dovete Su, sporcarvi. non temete, Dovete sporcarvi. non mordono mica. Dovete sporcarvi. Dovete guardarli bene. Non mordono mica. Dovete sporcarvi le mani, Non mordono mica. Bene, allora è fatta. È finito. Come è finito? È durato così poco. E adesso cosa facciamo? Siamo sicuri di aver detto tutto su Dina Orsi. Da qui in poi non c'è più niente. Non c'è più niente. Ah no. No. C'è un buco. Un buco? Dove? Lassù? Lassù? Sul soffitto? Ma non un buco, c'è un buco. Ah! Non ho capito. Ci sono notizie sparse, non se ne trovano. Ma vi ricordate cosa ha detto il capo? Possiamo immaginarci, no? È vero, possiamo immaginare. Per esempio, a quei tempi il Circo Schneider era tornato a Conegliano per fare una delle sue ultime esibizioni. E tra il pubblico ci potrà essere stata Dina, che sicuramente avrà visto bellissime cavallerizze, uomini forti e coraggiosi, bestie esotiche e velocissimi 100 leoni. Sì, in quel periodo era tutto quanto un circo vivente. Sì, tutto uno spettacolo. E giornata ippica, corse al trotto. E poi gare di atletica leggera al campo sportivo del Littorio in via Cesare Battisti. E poi i saggi ginnici della nostra gioventù sportiva in onore della festa dello statuto in piazza Cima. Il tutto organizzato dall'associazione sportiva Giovani Fascisti. Sì. E poi l'incontro di pugilato tra lo straordinario campione del mondo Primo Carnera contro il suo sfidante, lo straordinario campione Vittorio Livan.
A seguire Saverio Ragno, campione olimpico di spada a squadre. Tutti italiani, tutti baldi giovani! Sì, finalmente ho capito! È tutto qui dentro. So per certo che Dina è stata a Roma. A Roma? Sì, ad Alessandria. Alessandria d'Egitto? A Massawa. Massawa. Ed è stata anche ad Addis Abeba. Ah, non ho capito. In pratica, Dina era diventata una croce rossina. Una croce che? Una croce rossina. Ma non le faceva schifo toccare i malati, scusa? Sì, ma è questo il punto. Il capo ha detto che Dina era un gran mistero. Se è per questo, il capo aveva anche detto che c'erano 2 Dine. Sì, 2 Dine, ma quella era una metafora. Ah, non ho capito. No, nemmeno io avevo capito, ma adesso è tutto chiaro. E vi spiego, c'erano 2 Dine. C'era la Dina che tutti conoscevano, la Dina sorridente, patriota, croce rossina in Africa. E poi c'era la Dina nascosta, quella vera, la Dina che stava convivendo con un gran terremoto. Un terremoto? Ma davvero o figurato? Guardate, è tutto qui dentro. Ah, non ho capito. Qui nelle sue parole. Su, avanti, qua. Qui c'è qualcosa che la cambierà per sempre. Che cambierà lei, le sue parole, il suo mondo. Roma, 28 febbraio 1936. Carlo Alberto, fratello carissimo. Da 8 giorni sono a Roma e abbiamo cominciato a girare tra la Croce Rossa, ospedali, sarte, e i primi giorni sono passati così, in una grande confusione. Giovedì alla clinica tropicale cominciava il corso sulle malattie tropicali, alla presenza di Sua Altezza la principessa di Piemonte. Pensa che la principessa era seduta davanti a me. Quanta gioia prova il mio cuore nel sapere che mi sto prodigando con umiltà per la mia amata patria. Mi spiace qui di non andare a messa tutti i giorni. C'è una chiesina vicinissima e così raccolta e invitante al raccoglimento e alla preghiera. Ma al mattino ho troppa sonno. Signore, fa che non mi fermi, fa che non mi stanchi, fa che senza badare alla prova e alle difficoltà continui per la mia strada. Fa che ti sia sempre fedele e che ti ami sempre, anche quando ogni sentimento sembrerà spento e il cuore sarà diventato una pietra pesante. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Troverai un tesoro nel cielo. E poi vieni e seguimi. Massawa, 1 maggio 1936. Ora abitiamo una graziosissima cascina in legno. La cosa veramente deliziosa è che possediamo un bagno con doccia. Non c'è però quasi mai l'acqua. Vedessi come sono carini i negretti che ci servono. Ormai non mi fanno nessun effetto. Appena arrivata, ho provato parecchia soggezione a vederli e non mi sono mai avvicinata. Le prime notti abbiamo preso di quegli spaventi. Venivano ad osservare da dietro le tende le bianche dormienti. Ma dopo che la capogruppo li ha inseguiti urlando "Mascalzoni!",
non si sono più ripresentati di notte. Francesco, durante il suo cammino, incontra un lebbroso, solo e vestito di stracci, come era usuale per chi aveva quella malattia. D'istinto non lo guardò e lo oltrepassò. Io non sono capace, Signore, di grandi cose. E se non fossi impedita dal sasso che la cervice mia superba doma, sicché convienmi tenerlo viso basso. Addis Abeba, 28 ottobre 1936. Cara Elena, sono arrivata alla capitale a mezzanotte. È stato molto emozionante per ragioni sentimentali, prima di tutto, e poi perché avevamo viaggiato in treno armato con tanto di mitragliatrice proprio nel nostro vagone, e appena salite in auto alla stazione ci siamo viste circondate da motociclisti armati che ci hanno scortato sino all'ospedale. Mangiamo alla mensa ufficiali. Ciò non è troppo simpatico, ma pazienza. Posso ascoltare la messa solo la domenica, in mezzo ai soldati che stanno tranquilli e ad ufficiali che farebbero meglio invece ad andarsene a casa. Siamo state 2 volte al mercato indigeno, che è sempre molto interessante. Poi si ha paura di tornare a casa con qualche parassita, ma ormai non mi impressiono poi tanto. Dopo poco, Francesco torna indietro, raggiunge il lebbroso, scende da cavallo, lo guarda e lo abbraccia. Tutto ciò che gli fu amaro gli fu trasformato in dolcezza nell'animo e nel corpo. E di poi stette un poco e entrò nel mondo. Il primo girone dei superbi. Di superbi a qui si paga il fio. Qui si purga la vanagloria dell'umane posse, col poco verde sulla cima dura, finché non giunge l'eta ti possa. Pater noster, Pater noster, es in celis, quies in celis, Pater noster, fiat voluntas tua, es in celis, libera nostra mano. Pater noster, quies in celis, fiat voluntas tua, libera nostra mano. Di superbia qui si paga il fio, Libera. qui si purga la vanagloria dell'umane posse. Il più verde il poco sulla cima dura, finché non è giunta l'eta di posse. Pater nostro, chi è in celis? Pater nostro, chi è in celis? Fiat voluntas tua, di superbia qui si paga il fio. Pater nostro, chi è in celis? Fiat voluntas tua, libera nostra mano. Stanca. Sì, E di cosa? di non essere mai abbastanza, di volere sempre di più, di voler essere perfetta. E cosa significa per te essere perfetta, Dina? Essere degna. Degna di cosa? Chi vuole essere perfetto rinneghi se stesso. Dina, Dio non è una mezza misura. O tutto o niente. Tutto quello che mi accade è da Lui permesso, anche ciò che mi tormenta, anche ciò che non capisco, anche ciò che mi stanca,
anche ciò che terribilmente mi umiglia e mi abbatte. Dina, i bambini, tu i bambini li devi toccare, li devi guardare, li devi abbracciare, Dina! Mortificazione interiore. Sì, umiltà. Devo sentirmi. O niente. Un niente che fango. Sì, umiltà. Un niente che fango. Un niente. I bambini, le loro piaghe, i loro pidocchi. Mortificazione. Le loro esteriore. disabilità, Dina! Devo mortificare il corpo. In tutti i modi. Sì, devo mortificare il corpo. Devo segnarlo qui, sulla mia carne. Dina! Devo mortificare Dina! il corpo. O tutto o niente. Sulla mia carne. I chiodi, le spine. Sulla mia carne. La preghiera. Dina! La preghiera. Dina! Posso pregare di più I bambini li devi toccare, li devi sentire, Dina! Padre nostro, chi è sinceris? Libera nostra mano, libera nostra mano. Mortificazione, mortificazione. No. Obbedienza, Dina. Obbedienza. Obbedienza. L'obbedienza crocifigge la nostra volontà, distrugge il nostro io, uccide l'uomo vecchio per rifarne uno nuovo. Oblata a te, per sempre. O tutto o niente. Dunque, è diventata suora. No, è diventata terziana francescana. E poi, durante la guerra, è entrata a far parte dell'Istituto Secolare Missionarie della Legalità di Cristo. Praticamente una suora senza velo. Praticamente. Ma Dina aveva capito che doveva fare della carità la sua missione quotidiana. E poi vi dirò anche di più. Finita la seconda guerra mondiale, Dina iniziò ad occuparsi anche di politica. Di politica? Ma come ha fatto a far funzionare tutto, dai? Dovete sapere che fu dato l'ordine perentorio di ricristianizzare il paese. Vero? Soltanto a Conegliano furono costruite 10 chiese 5 campanili. E i bambini frenastenici? e 11 case canoniche. Per i bambini frenastenici? 20 asili. E i bambini E frenastenici? ampliarono il convento dei Cappuccini. Sì, ma i bambini frenastenici? Ma è proprio questo il punto. Dina aveva capito che doveva fare qualcosa di concreto, che doveva agire in qualche modo. Un terreno. Chiedo solo la concessione di un terreno per costruire un istituto qui a Conegliano, per accogliere i bambini abbandonati e frenastenici, per curarli ed educarli. La collina di Costa sarebbe perfetta, quella che si vede dalla torre di casa mia. Costa è troppo lontano.
Costa è troppo lontano dal centro abitato e questo potrebbe costituire un elemento negativo, tenuto conto che per una corretta educazione dei fanciulli dovrebbero stare il più vicino a contatto della società. Questo sarà un istituto innovativo. Avete presente il piccolo esperimento fatto con il Brefo Trofeo Sant'Antonio e con l'Istituto Corazzin? 6 bambini in uno e 8 nell'altro, cresciuti in un'ala distaccata dell'istituto, tipo una casa domestica, accuditi da 2 mamme di riferimento, una inserviente e una suora, che conoscono i loro nomi, che li conoscono come si conoscono i propri figli. La collina di Costa non è adatta alle finalità dell'istituto. Propongo piuttosto il terreno adiacente all'ospedale. L'ospedale non è adatto per le finalità dell'istituto. Dall'esperimento che abbiamo fatto abbiamo constatato che i bambini cresciuti nelle case domestiche sono meno disadattati di quelli cresciuti nelle corsie. Inoltre l'ospedale non ha i mezzi adatti per accudire bambini non dotati e neurolesi. Questo istituto avrà 7 case e si chiameranno case famiglie. No, attenzione, Attenzione. Ma siamo sicuri che questa costruzione non andrà in contrasto con le bellezze architettoniche della collina dove sorgerà? Tenete presente che questo istituto avrà un'importanza a livello nazionale. I fanciulli di tutta Europa un giorno verranno all'istituto di Conegliano. I medici e gli scienziati troveranno solo qui, all'istituto di Conegliano, una sede per ricercare soluzioni innovative per la cura e il sostegno dei bambini frenastenici. Le famiglie troveranno solo qui l'affiancamento che non trovano altrove. Il Consiglio Comunale di Conegliano delibera Che la direzione generale dell'istituto La Nostra Famiglia possa acquistare ad un prezzo simbolico di lire 100 30.000 metri quadrati del terreno sito in località Costa. Tra gli angeli tutelari che dall'alto del cielo proteggono questa casa che da questo colle si affaccia alla nostra bella pianura, è doveroso ricordare la signorina Dina Orsi, che ha tanto lavorato per la realizzazione di questo istituto. Vi è qui un arcobaleno che parte dalla scienza, progredisce attraverso la carità e trionfa nell'apostolato. Non si tratta solo di stare vicino a dei bambini che per un mistero di dolore e di amore hanno bisogno di un'assistenza tutta particolare. Si tratta di essere preparati scientificamente a questa opera di recupero e mi pare che questa sia la prima nota caratteristica di questo istituto. Vorrei essere la voce delle famiglie di questi fanciulli, mamme e papà che hanno visto questi piccoli e fin dai primi giorni hanno sofferto dolore immenso e si sono trovati dinanzi a situazioni assai gravi. Siamo qui dinanzi a un mistero, è il mistero del dolore. Perché, o Signore, che a un certo momento della nostra vita noi abbiamo a soffrire per il nostro cattivo temperamento, per i nostri difetti, per la nostra cattiveria. È logico, naturale. Ma questi piccoli, questi innocenti, perché? Ora questo mistero, signori, non si spiega che guardando la croce. È un mistero di dolore, ma è un mistero di amore.
perché voi genitori, che soffrite dinanzi a questo mistero di dolore, abbiate il conforto di questo sacramento di salvezza. I vostri figliuoli saranno qui curati, assistiti, educati, recuperati e potranno rientrare anch'essi nella vita. E quando, il più tardi possibile, voi li dovrete lasciare, perché questa è la sorte di ogni uomo, avrete la consolazione di saperli validi al bene sociale. Caterina Ricomini, compagnia Teatro delle Ortiche di Padova, autrice, regista ed attrice. Ancora brava, ancora applausi, complimenti. È tutta sua la ricerca, tutta sua. Gianluca Paradiso, compagnia Teatro delle Ortiche di Padova. Un passo avanti, un passo avanti. Bravissimo. Marina De Carli, compagnia Colonna Infame, Conegliano. Arianna Zanette, compagnia Casello 24 di San Vendemiano. Cristian Colombera, compagnia Castello Errante di Conegliano. Bravi ancora, bravi, 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 grazie. Ci vado io anch'io sulla terra adesso, tolgo le scarpe e vado anch'io sulla terra, non l'ho mai provata. Dunque, Caterina, raggiungimi un attimo, per favore, vieni vicino a me. Oggi abbiamo raccontato un pezzetto di storia di Conegliano. Non vi vediamo benissimo perché ci sono le luci, ma siamo certi che molte delle cose che sono state raccontate questa sera non vi erano note, immagino. No. Io vorrei invitare sul palco gli operatori della nostra famiglia perché anche loro meritano un grandissimo applauso insieme a tutti noi. Prego, io non vi voglio obbligare, ma se avete piacere di unirvi a noi siamo qui che vi aspettiamo a braccia aperte, perché quello che fate ogni giorno è davvero enorme.
So che vi abbiamo chiamati qui a tradimento. Caterina, cosa vuoi dire al pubblico? Grazie. Questo è l'effetto che il microfono fa sempre agli attori. Ce la puoi fare, dai, puoi fare di meglio. Dai. Mi vergogno. Ho iniziato a fare teatro perché sono timida. A parte ringraziare il pubblico qui stasera, ringrazio la Paola perché è lei quella famosa persona che ha detto ma chi era sta Dina Orsi? Perché una cittadina come Conegliano che ha già un teatro ha pensato bene di dedicare un auditorium. Ci eravamo appena conosciuti, non sapeva chi aveva davanti e poi da lì è nato tutto. Non mi metto a ringraziare perché sicuramente lascio qualcuno indietro. Basta, sono timida. Io ce la farò, prima o dopo ce la farò a fare dire qualcosa in più agli attori. Ragazzi, io passo sopra la terra, ma questa volta mi tolgo le scarpe. Ecco. So che lo volete fare anche voi, lo so, guardate. Mi avvicino a voi. Eccoci. Eccoci. È stato raccontato un pezzetto anche della vostra storia. Chi è che parla? Non vi fate... Ragazzi, ce l'ho fatta io, ce la farete anche voi. A chi passo il microfono? Sì. Stiamo facendo una figura pessima, per favore. Niente, noi ringraziamo tutti voi per aver rappresentato Dina Orsi. Dina Orsi ha voluto fortemente la nostra famiglia, dopo aver visto appunto la sede di San Vito. Dina Orsi ha creduto in quello che è stato un altro visionario, che è stato il beato Don Luigi Monza, che ha fondato la nostra famiglia insieme alle Piccole Apostole, che è l'ordine che è poi stato creato. Don Luigi diceva sempre che bisogna fare bene il bene. Questo è l'impegno che noi abbiamo, ognuno di noi, tutti i giorni, e è un po' quello che ha voluto anche Dina per questi bambini. Non la parte assistenziale, ma fare bene il bene. Noi ci proviamo tutti i giorni. Non so se Pellegrina vuoi aggiungere 2 parole. Pellegrina qua è la nostra. Io ringrazio molto per la compagnia perché ha saputo veramente dire cose importanti, proprio per quello. Grazie, grazie. Il pubblico non si muove, non c'è il bis, non l'abbiamo preparato, mi dispiace, faremo forse una replica. Caterina, se il pubblico ha delle domande da fare, siamo pronti? Ti va? C'è qualcuno del pubblico? E non mi fate fare brutta figura perché già loro hanno fatto benissimo il loro. Buono? No. Allora, se c'è qualcuno del pubblico che ha piacere di fare delle domande alla compagnia, all'autrice, o non lo so, siete tutti muti, siete tutti timidi. Vogliamo luce in sala, Nicola. Approfitto per fare un grandissimo applauso di cuore a Nicola. Grazie, grazie ancora operatori, grazie mille. Non andate troppo lontani perché poi faremo una foto di gruppo, vero Roby? Non andate via, non mettetevi troppo comodi che dopo dovete risalire sul palco per fare una fotografia con gli attori. Volevo ringraziare Nicola Somera e Gianni Dalla Libera per la regia, luci, audio di questa sera, siete stati eccellenti. So che sono scesa di un piano, mi devo mettere in punta dei piedi, questa cosa non era preparata. Niente, il pubblico è troppo timido. Abbia voglia di andare via. Non vedo mani alzate? Ok. Allora, volevo condividere con il pubblico un paio di cose. Andiamo un po' più al centro,
perché sennò ci richiamano dalla regia. La voce del cardinale Urbani, quando il vescovo di Conegliano era Albano Luciani, è del nostro amico Antonio Sterpi, è un teatrante e regista delle Marche che ha voluto partecipare a questo spettacolo, quindi lo ringraziamo di cuore a distanza, lui è sempre disponibile e con una voce del genere abbiamo fatto un figurone. E un'altra cosa che volevamo condividere con il pubblico è una grossa novità. Ieri sera da Padova ci è arrivata notizia che qualcuno ha creato la pagina Wikipedia di Dina Orsi. Naturalmente io, curiosa quanto sono andata a vedere come fosse nata questa pagina, perché quando con Caterina ci siamo messi a cercare notizie, vi assicuro che quella pagina non c'era. È stata creata il 9 aprile, il giorno effettivo preciso dell'intitolazione dell'auditorium. Quindi se questa persona sotto pseudonimo è in sala, io la ringrazio. So che non si palesa, ne sono sicurissima. Però io ringrazio questa persona che si è presa del tempo per riportare molti dei dati che Caterina ha raccolto, e questo spettacolo è nominato nella pagina. Quindi voi non avete idea della gioia che questo ci ha dato ieri sera, perché O tutto o niente è stato nominato in questa pagina. Sono successe delle cose enormi, da quando siamo partiti ad oggi sono successe veramente delle cose meravigliose. Come ogni volta vi vogliamo lasciare con un appuntamento. Mi servo del palco del Dina Orsi per chiamare Luca Breda, che ci racconterà un progetto che è nato, e il caso non esiste, da una donna che è stata operatrice ed è un'amica, nonostante non sia qui tra noi, ma è in sala. Rossana Billi, vieni Luca. Per chi ha conosciuto Rossana sa benissimo che anche lei aveva nel sangue molto di Dina Orsi, perché era una donna veramente con una forza incredibile. E noi come gruppo, perché anche in questo progetto siamo presenti come Progetto Donne, porteremo avanti, adesso Luca vi racconterà, non voglio spoilerare molto, ma quello che faccio io invece è invitarvi a seguire il progetto che Luca ci presenta, perché è un evento che si terrà nella città di Conegliano il 10 e 11 maggio. A te la parola. Grazie, buonasera a tutti, io mi chiamo Luca Breda, rappresento la mitica Quinta A 1981, che è un'associazione di volontariato. Noi abbiamo utilizzato questo palco qua tante volte per fare degli spettacoli teatrali organizzati da noi e per raccogliere dei fondi per dare poi un pasto durante il pranzo di Natale alle persone disagiate. Questa volta qui presento un progetto completamente diverso, che è nato proprio da un'idea di Rossana. Rossana stava transitando un giorno verso la piazzale Zoppas, zona del Corriere, del piazzale del Corriere, e quando lo sguardo è caduto su un murale, su una scritta, e ci è rimasta parecchio male, nel senso che era particolarmente offensivo per le donne. Lei aveva in progetto di andare una sera con delle amiche a cancellare, o meglio a modificare questa scritta. Ve la dico nella versione modificata che lei avrebbe voluto, che era: nessuna trota può baciarmi come mi bacia il sole questa mattina. Capite che per una donna questa cosa qui, questo epiteto qua non è una cosa molto gradevole. Da questa cosa qua lei è partita a spada tratta, ha fatto abbrigato, che ha coinvolto prima un gruppo di ragazze lavorando, alcune di queste sono salite sul palco anche prima, e queste ragazze si sono date il nome Accendi il muro. Perché? Perché queste ragazze realizzeranno un murale nei giorni del 10 e dell'11 maggio, che sarà una risposta completamente diversa a quel murale là,
che era una cosa offensiva, che era un messaggio veramente brutto che non si poteva ascoltare. Notare che è un verso tratto da una canzone trap, quindi vuol dire che la persona che l'ha scritto è un ragazzo giovane e che ha accolto in queste frasi qualcosa di bello e lo ha scritto in un muro. Quello che vogliamo noi, o che vogliono le ragazze, è trasmettere qualcosa di completamente diverso, qualcosa di inclusivo, di rispettoso, e quindi realizzeranno un murale, quindi la stessa tecnica fatta per essere inclusivi, per essere con messaggi propositivi. È stato scelto un muro di una scuola perché pensiamo che le persone che sono sono le destinatarie di questo messaggio siano proprio i ragazzi che utilizzano questo tipo di messaggio visivo, che è arte contemporanea in qualche modo. E quindi noi abbiamo supportato questa idea di Rossana, che purtroppo è venuta a mancare in modo tragico, e quindi sentiamo veramente come forte questa volontà di portare avanti il suo ultimo pensiero, la sua ultima visione delle cose. E quindi vi invito a partecipare, perché 2 giornate saranno 2 giornate, perché la realizzazione dell'opera porta via del tempo, quindi ci saranno la prima giornata, quella di sabato, preparatoria dell'opera, la seconda giornata sarà la parte di finissaggio, di realizzazione del completamento, e intorno alle ore 17, fra le 17 e le 18, faremo la presentazione di quest'opera con autorità, con persone, faremo partecipare anche Colonna Infame, che leggerà per noi alcuni testi, insomma, che sarà qualcosa di inclusivo, cioè diamo un messaggio positivo alla città. Voglio ringraziare soprattutto anche il Comune, soprattutto nella figura dell'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili, Panizzutti, che ci ha dato una fortissima mano per trovare la parete sulle scuole, e ha sponsorizzato insieme anche comunque tutto il Consiglio Comunale questa idea. Adesso a voi chiedo un grosso applauso per questa donna che è stata importantissima e ha messo il cuore in tutto quello che ha fatto. Vi ringrazio. Ringrazio anche Paola. Stai qui, non andare via. Non andare via. Come vedete, Conegliano continua su questa formula, la definisco così, della condivisione tra associazioni. Io ricordo, vi lascio con questa battuta, questo ricordo il sindaco Chies in apertura dell'inaugurazione della giornata delle associazioni, la prima domenica di settembre, un po' di anni fa, diceva a Conegliano ci sono più associazioni che abitanti. E questa la dice lunga sulla quantità di iniziative che ci sono e la gratitudine che noi proviamo nel vedervi così numerosi, oggi in sala ma anche attraverso i social, quando seguite e condividete tutto quello che viene fatto. A Conegliano si fanno molte cose e sempre più condivisione. Come avete visto nelle precedenti puntate in sala, come si diceva prima, il 22 marzo sono andate in scena 4 compagnie teatrali, oggi di nuovo ancora, e ci piace così tanto che mi sa che continueremo a farlo. Quindi vi ringraziamo tantissimo di essere stati qui con noi e di essere stati curiosi, anche perché ci riflettevo oggi, dicono che la curiosità è donna. Non mi sembra. Sì o no? Siete stati curiosi, siete venuti, io vi ringrazio tantissimo, sono veramente felice di essere riusciti ad arrivare fin qua, e se avete naturalmente delle notizie sulla vita di Dina Orsi non fate altro che condividere, se ne saremo grati. Buonanotte, grazie.